Buongiorno a tutti da Focus TG, sono le 11:45 di mercoledì 29 luglio, come sempre a quest'ora ci troviamo puntuali per chiacchierare un po', per aggiornarci su quello che accade in Veneto, nel nostro territorio, ma non solo, perché ogni tanto qualche notizia la prendiamo anche dalle altre regioni o da Roma, insomma, per capire un po' l'andamento generale del nostro paese. Poi collegamenti con le nostre redazioni, gli ospiti in studio, insomma fino alle 13 l'appuntamento è fisso, rimarremo insieme proprio per darvi più informazioni possibile. Ovviamente il Covid al centro della nostra attenzione, ma insomma anche altri temi naturalmente che riguardano la cronaca e l'attualità. Fino alle 13 dicevo insieme, partendo da ora. Diciamo, la prima notizia che vi diamo è quella legata ai dati dell'emergenza Covid, per vedere un po' qual è stato l'andamento nelle ultime ore in Veneto. Infatti ci è arrivato il bollettino di Azienda Zero, è un bollettino che fotografa la situazione alle 8 di questa mattina, quindi un paio d'ore fa, e che vede il totale dei casi positivi registrati in Veneto, dei nuovi casi positivi ovviamente, salire a 25, quindi 25 casi nuovi positivi, di cui 6 a Padova, 8 a Treviso, 5 a Venezia, 1 a Verona, 4 a Vicenza, e questa è un po' la distribuzione, chiamiamola, geografica. Poi, scorrendo i ricoveri, altro tema decisamente importante è quello dei ricoverati positivi, che sono 31 attualmente in area non critica e 0 in terapia intensiva, poi salgono a 114 e a 4 se si considerano anche quelli che sono diventati negativi nel frattempo, quindi non solo i positivi. La differenza rispetto a ieri sera, lo vediamo in questa tabella qui a destra, è un -4 per quello che riguarda i pazienti in area non di terapia intensiva, con un dimesso dall'ospedale di Padova, 2 invece da quello di Dolo e 1 da Peschiera del Garda, quindi un totale, come dicevamo, di 4. Rimane a 0 la casella dei pazienti in terapia intensiva in più rispetto a ieri sera, e per fortuna anche uno 0 nella casella dei decessi, sempre relativo alla differenza rispetto a ieri sera. Un'altra tabella che arriva dalla regione è quella dei soggetti in isolamento domiciliare in Veneto, cioè quante sono le persone attualmente in isolamento domiciliare, e anche qui il dato è interessante perché è comunque un dato alto, visti anche gli esiti dei tamponi di tutti gli ultimi giorni. Sono 3.074, eravamo scesi di molto e adesso è risalito questo dato, anche se, come avete visto, non è un dato a cui corrisponde un incremento forte per quanto riguarda i ricoveri. La provincia in cui ce ne sono di più è Verona, 807, poi 630 Treviso, 586 Vicenza, 438 Padova, e poi via via tutte le altre. Quella che chiude è la provincia di Rovigo con 162. Interessante però vedere che i soggetti in isolamento domiciliare con sintomatologia, cioè chi presenta anche i sintomi del Covid, sono, di questi 3.074, solo 63. Concentrati tra Treviso, Padova e in parte Rovigo, veramente pochi, a Belluno addirittura 2 su 190 in isolamento domiciliare. Bene, allora insomma abbiamo un po' esaminato queste tabelle di Azienda Zero, tabelle che, come dicevo, ci fanno il quadro della situazione 2 volte al giorno. Stasera nei nostri telegiornali vi daremo invece gli aggiornamenti relativi al corso della giornata di oggi, di mercoledì 29 luglio. Andiamo a Bassano adesso, perché comunque ci stiamo occupando a Bassano della questione delle spiaggette lungo il Brenta, vicino al Ponte Vecchio, e ci sono turisti bassanesi in questi giorni che vorrebbero prendere il sole e magari anche mettere i piedi in acqua nel fiume Brenta, ma lo possono fare solo sulla spiaggetta che si trova sulla riva destra del fiume. Vediamo perché. Sulla sponda destra del Brenta gente ce n'è anche di martedì mattina, chi si attrezza per il pranzo, chi prende il sole, chi il fresco dell'acqua. Molti rimpiangono la spiaggetta sull'altro lato, che per generazioni di bassanesi è stata punto di riferimento dell'estate. Questi turisti belgi frequentano Bassano da anni, ma non sapevano nulla dei lavori e sperano un giorno di poterci andare. E poi ci sono i residenti. Questa è la mia spiaggia per anni, quella. Per anni non là.
di qua mi non venivo, mi hai mai visto qua. E basta. Però comunque è uno scempio, cioè Sarebbe meglio perché c'è l'ombra. c'è un po' di ombra, si sta meglio qua in teoria perché qua c'è più aria, lì è un po' più caldo, però è un peccato che sia così, lasciata così alla mercé. Basteria che aprisse. Per domandare al nostro sindaco. Questo anno l'altra parte stanno lavorando lì, hanno chiuso e abbiamo cambiato il posto perché di là al mattino si sta bene perché è troppo fresco di là e invece qua si sta troppo caldo. Dovesse scegliere quale lato preferirebbe? Quello di là con più ombra o questo di qua più soleggiato? Ombra, io vado dove c'è ombra. Ecco, infatti mi trovo qui. Sicuramente se viene sistemata potrebbe essere una bella cosa per i bassanesi, sicuramente. Lei c'è mai stato di là? Sì, ogni tanto ci vado, normalmente al pomeriggio, perché nel pomeriggio in quest'area qui c'è poco sole, per cui si va di là. Sicuramente potrebbe essere una bella soluzione se sistemassero la spiaggia per i bassanesi. Ecco, a proposito di Bassano, ve lo segnalo già che insomma noi da qualche giorno, anche nei nostri telegiornali, stiamo chiedendo segnalazioni a voi sulle immondizie soprattutto lasciate nei posti sbagliati, fuori dei bidoni eccetera, e devo dire che da lunedì sono arrivate tantissime segnalazioni, poi stasera alcune le approfondiremo nel telegiornale, quindi vi invito comunque a contattarci per mandarci fotografie o video di rifiuti lasciati in modo incivile più che irregolare, perché direi che sì, ci sono le norme, ma è la civiltà la prima regola che ognuno di noi dovrebbe rispettare. E ho visto le immagini che ci avete mandato, alcune veramente sono testimonianza di un'inciviltà assoluta, e quindi continuate a mandarcele, noi certamente daremo spazio e cercheremo anche di approfondire quello che sta accadendo. Il riassunto, tornando ai dati del Covid, il riassunto che fa un po' Azienda Zero è che nelle ultime 24 ore, noi abbiamo esaminato prima con i dati quello che è accaduto dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina, nelle ultime 24 ore, quindi dalle 8 di ieri mattina, ci sono 42 nuovi casi e 3 decessi. Ecco, questo è per dare un po' invece il quadro per quello che riguarda le ultime 24 ore, poi vedremo i dati di questa sera. E poi una notizia che arriva da Roma, che riguarda le biciclette. Sul bonus bici, quindi la piattaforma è stata chiusa, il 6 agosto è l'ultimo step, dicono da Roma, ma ormai ci siamo. Sulla disponibilità economica per rimborsare tutti, per acquisti dal 4 maggio alla fine dell'anno, c'è la disponibilità confermata dal ministro Costa, e quindi dovrebbe essere tutto a posto. C'erano 120 milioni di euro stabiliti, siamo arrivati a 210 milioni perché il governo e il Parlamento hanno deciso di aumentare questa cifra. Quindi parliamo del bonus bici, c'è stata tanta discussione perché ancora non si capisce quale prova serve esattamente per avere il rimborso, quindi se lo scontrino, la fattura eccetera, insomma pare che saranno accontentati tutti e a breve ci saranno anche le informazioni più dettagliate, più precise su quello che serve, sulla documentazione che serve veramente. A proposito di biciclette, purtroppo ne dobbiamo parlare in tema negativo, perché ieri mattina a Padova c'è stato un incidente davvero grave, un incidente mortale in una zona con tanto traffico, in zona industriale, insomma purtroppo la vittima è un 67enne, un signore che in bicicletta stava percorrendo la strada insieme a dei mezzi pesanti, in poche parole, e purtroppo c'è stato questo scontro. Insomma, l'incidente è davvero stato grave e anche lasciato molto sconcerto. Rivediamo il servizio di Valentina Visentini. Un urto che non ha lasciato scampo. Grave incidente a Padova. Un ciclista di 67 anni è stato ucciso dopo essere stato colpito da un grosso camion che stava svoltando per entrare in tangenziale. Lo schianto è avvenuto in via Vigonovese all'altezza dell'entrata 14 della tangenziale in direzione Padova Est. Pare che entrambi, sia il ciclista che il camionista, procedessero da Saonara in direzione del centro di Padova. La bicicletta del 67enne è stata urtata dall'auto articolato, la ruota si è piegata a metà e l'uomo è stato sbalzato violentemente a terra.
Non è chiaro se stesse percorrendo la pista ciclabile. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma per il ciclista non c'era più nulla da fare. Alla guida del mezzo pesante c'era invece un 30enne di Macerata, rimasto illeso ma sconvolto. La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale, che sta cercando testimoni per ricostruire quanto accaduto. L'invito degli agenti della municipale di Padova è di contattare la squadra infortunistica della polizia locale al numero 049 820 5119 nel caso qualcuno avesse assistito all'incidente. L'abbiamo riproposto proprio per la gravità e per l'attenzione che deve esserci da parte di tutti per chi va in bicicletta, specie nelle strade insomma, che non hanno una pista ciclabile, che sono condivise con auto e mezzi pesanti. La Coldiretti lancia un SOS perché c'è questa morsa di afa e temporali, quindi un po' l'Italia stretta tra questi due estremi, ma anche le ondate di calore, nubifragi e grandinate che hanno colpito le coltivazioni agricole. Siamo di fronte, dice Coldiretti, alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici, eccezionalità degli eventi atmosferici che ormai sono diventati in un certo senso la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione. Quindi c'è anche il livello del Po che a fine luglio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è più basso del 24%, quindi anomalie, insomma la Coldiretti denuncia che fanno sì che ogni anno nello stesso periodo ci siano situazioni che sembrano veramente opposte, siccità un anno, eccesso invece magari di piogge l'anno successivo, quindi i problemi sono tanti. Nell'estate 2020, questa estate, la Coldiretti ha un po' fatto il punto della situazione dicendo che finora si sono registrati oltre 7 eventi estremi ogni giorno, da nord a sud ovviamente, quindi in tutta Italia, ma ogni giorno 7 eventi estremi, sono davvero una situazione difficile da gestire. Altra notizia che arriva da Conegliano, dove una bimba straniera di 3 anni è morta ieri sera per un arresto respiratorio in crisi epilettica. È accaduto all'ospedale di Conegliano, ci sarà forse l'autopsia per sciogliere i dubbi. Il papà della bimba ha chiamato il 118 ieri sera perché non riusciva a risvegliarla e arrivano ambulanza e automedica, l'elicottero proveniente da Treviso, la bimba è stata intubata sul posto e per un'ora i sanitari hanno tentato di rianimarla, ma all'arrivo al pronto soccorso a Conegliano non c'è stato più nulla da fare, purtroppo notizia che arriva, come dicevo, da Conegliano. Ancora un caso di Covid, questa volta un po' particolare perché il caso arriva da Padova, arriva dall'interno della Basilica di Santa Giustina, dove un frate è risultato positivo. Ovviamente tutta la comunità del monastero è stata sottoposta a tampone. Facciamo un po' il punto della situazione su questo. Un frate della Basilica di Santa Giustina a Padova è risultato positivo al Covid e così tutta la comunità monastica si trova in isolamento in attesa dell'esito dei tamponi. Le messe sono state sospese in via precauzionale, come si legge nel sito internet della Basilica, spostati in un'altra chiesa un matrimonio e un funerale che erano in programma in questi giorni. Il frate ha scoperto di essere positivo perché si era sottoposto al tampone prima di partire per un viaggio che lo avrebbe riportato al suo paese di origine. Una volta ricevuto l'esito del tampone, il frate ha avvisato tutti i monaci, circa una ventina, che dal 16 luglio hanno interrotto tutti i contatti con l'esterno. Il primo giro di tamponi ha dato esito negativo per tutti. Nelle scorse ore abbiamo ripetuto il test e siamo in attesa del risultato. Se tutto andrà bene, da sabato la Basilica tornerà alla vita di prima, ci ha detto al telefono padre Federico Lauretta, parroco di Santa Giustina. Il frate positivo è asintomatico e sta bene, anche lui è in attesa di conoscere il risultato del suo tampone. Nel frattempo le celebrazioni sono state sospese fino al 31 di luglio. Questa è la situazione di uno dei focolai attivi, uno di quelli di Padova in particolare, nella Basilica di Santa Giustina, o meglio tra i frati che vivono nel monastero, ma come avete sentito situazione ampiamente sotto controllo. Quindi direi che ci possiamo fermare per un attimo, poi sono le 11:59, poi torniamo, andiamo a Padova, ma ci andiamo fisicamente a sentire che novità ci sono in città da Valentina Visentin e poi insomma altre notizie. Rimaniamo insieme, ve lo ricordo, fino alle 13 con il nostro appuntamento informativo con Focus TG. Ci vediamo tra un paio di minuti. Eccoci tornati insieme alle 12:05 per parlare di attualità, per parlare del nostro territorio, per uscire dallo studio soprattutto
e andare un po' a vedere quello che accade nelle nostre città. Vi do una notizia che arriva dal governo, che però interessa tutto il territorio. Abbiamo parlato poco fa della Coldiretti che ha lanciato l'allarme sugli effetti dei cambiamenti climatici. La Coldiretti denuncia anche che con la quarantena imposta a chi viene da Romania, a chi rientra o chi arriva da Romania e Bulgaria, si creano situazioni molto difficili per le imprese agricole, perché ci sono 100.000 stagionali che arrivano dalla Romania ogni anno e 10.000 bulgari proprio nella fase più delicata della stagione. Dice la Coldiretti, ferma restando la necessità di non abbassare l'attuale livello di attenzione sulla sicurezza sanitaria, che condividiamo, occorre trovare soluzioni alternative. Allora veniamo a sapere che le imprese agricole si sono dette disponibili a farsi carico dei costi per sottoporsi al tampone, quindi pagherebbero loro i tamponi per i lavoratori stranieri, così da dare la possibilità diciamo, di non fermare, di partire con le operazioni di raccolta. Ecco, questa è una notizia che arriva da Roma. Poi ne parliamo. Vi ricordo che abbiamo lanciato un po' una campagna con voi, specialmente da Bassano, per segnalarci rifiuti abbandonati in maniera incivile. Ci stanno arrivando tantissime segnalazioni, poi approfondiamo un po' questo tema. Prima però non voglio far attendere Valentina Visentin, che è a Padova, immagino, e che vediamo a una rotatoria, non la riconosco. Beh, adesso ci facciamo dire dov'è esattamente e dove sta andando. Che parlavi di rifiuti. Vai Valentina, scusa che parlavo io e non ti si sentiva, vai, riparti. Dicevo, ho sentito che parlavi di rifiuti, un po' la notizia che ti devo dare da Padova riguarda comunque i rifiuti, perché siamo all'esterno della sede della Confartigianato qui alla Stanga di Padova. Le piccole imprese artigiane oggi hanno rivolto un appello alle amministrazioni locali per quanto riguarda il pagamento della Tari. Chiedono che venga uniformata in tutta la provincia di Padova, portando un esempio banalissimo: un capannone di 800 metri quadri, se si trova in un comune della Bassa Padovana paga tot, a Padova paga un'altra cifra, nell'Alta Padovana paga un'altra ancora di cifra, quindi un trattamento diverso a seconda di dove viene collocato. In questi mesi di lockdown, in 85 giorni di chiusura, ovviamente i costi della Tari ci sono stati per le imprese, che però molte di loro non hanno lavorato, e quindi chiedono che le amministrazioni comunali di concerto si mettano d'accordo per uniformare la tariffa, tenendo conto anche delle situazioni delle singole aziende, molte delle quali, diciamo circa 14.000, questa è una stima di Confartigianato, sono rimaste completamente chiuse durante il lockdown. Quelle che hanno aperto perché il codice Ateco lo consentiva comunque hanno portato ad una riduzione dei dipendenti, dell'orario di lavoro, e quindi comunque altre spese da sostenere. L'appello che fanno le piccole e medie imprese padovane è che appunto la Tari, la tassa sulla gestione dei rifiuti, venga uniformata tenendo conto dei giorni di chiusura patiti dalle aziende padovane. Quindi ho capito che stavate parlando di rifiuti, e questa è una notizia che un po' si collega con tematica, certo, che stavate affrontando. Come andrà a finire, Valentina, secondo te? Cioè, la sensazione da Confartigianato è che sia un appello che cadrà nel vuoto o c'è un po' di speranza? No, c'è speranza che le amministrazioni comunali diano un segnale. Ad esempio l'amministrazione padovana sta già cercando di assumere, insomma, di condividere le istanze portate dalla Confartigianato. Quello che si spera è che lo facciano anche tutti i piccoli comuni o i consorzi di comuni che sono presenti nella nostra provincia. Altre notizie della giornata? Dalla rotatoria della Stanga non mi pare anzi che il traffico sia abbastanza scarso. Siamo ormai il 29 luglio. Festivo padovano. Un aggiornamento sui casi: nelle ultime 12 ore sono 6 casi positivi nel padovano. Siamo in attesa che l'USL 6 ci aggiorni sui piccoli focolai che sono comunque monitorati, ovvero il focolaio che riguarda il centro estivo di Mortise. Al momento, l'avevamo detto anche già ieri sera nei telegiornali serali, 76 bambini e 17 operatori sono risultati negativi, quindi
con molta probabilità il centro estivo dovrebbe riaprire già da lunedì, ritornando alle attività normali, così come è sotto controllo anche il focolaio di Santa Giustina, dove un frate in partenza era risultato... Sì, abbiamo visto poco fa il tuo servizio, ecco, su questo argomento. Ecco, l'unica cosa, si attendono i tamponi che riguardano invece il focolaio dell'asilo notturno del Torresino. Questi sono i dati che insomma aspettiamo dall'USL nelle prossime ore e che magari saremo in grado di aggiornarvi nelle edizioni serali dei telegiornali. Certo, ultima cosa, poi ti saluto. Abbiamo visto anche il tuo servizio sul drammatico incidente mortale di ieri mattina in zona industriale nel quale ha perso la vita quel ciclista 67enne. Ci ha veramente colpito, insomma è vero, c'è poco traffico, ma in zona industriale il traffico c'è sempre, ma soprattutto sono i mezzi pesanti che preoccupano. Credo abbia scosso un po' tutta la comunità, insomma, questo incidente. E purtroppo quello è anche un po' una zona un po' critica per quanto riguarda, perché c'è appunto un passaggio di mezzi pesanti che arrivano dalla zona industriale, ma lì vicino c'è anche una pista ciclabile dove appunto stava correndo questo pensionato di 67 anni. Ah, quindi il ciclista era sulla pista ciclabile? Allora, pare di sì, però la polizia locale sta cercando testimoni e nel servizio abbiamo ripetuto il numero da contattare in caso qualcuno avesse visto qualcosa ieri poco dopo le 10, ma con molta probabilità pare che il ciclista fosse sulla pista ciclabile, perché lì dove stava transitando, dove il camion stava svoltando per la tangenziale, manovra assolutamente possibile in quella zona, c'è anche il passaggio di una pista ciclabile. Quindi non è escluso che sia veramente una tragica fatalità, come si dice in questi casi. Assolutamente sì. Grazie Valentina, ti lasciamo ripartire per altre zone di Padova, buon lavoro, poi stasera vedremo i vostri servizi. Grazie e buona giornata naturalmente a te. Una notizia di calcio che così poi la facciamo commentare dal nostro ospite, tra una decina di minuti ci collegheremo con Alex Giuliano, il nostro sportivo della redazione, per parlare ovviamente di Calcio in Casa, cioè la trasmissione che va in onda tutte le sere alle 20 dopo il telegiornale, ma poi insomma ci farà un po' anche il punto della situazione sui vari campionati. Riaprire dopo il lockdown è l'obiettivo di tutti, anche del calcio dilettantistico, ma ad oggi non vi è alcuna certezza, dice il presidente Sibila, che è il presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Poi sentiremo e commenteremo le dichiarazioni di Sibila con Alex Giuliano, come dicevo prima. Io andrei un attimo ancora, tornerei sulla vicenda immondizie e rifiuti, perché come vi ho detto qui a Bassano abbiamo lanciato un po' una campagna in questi giorni e andiamo a vedere un esempio di una segnalazione che è arrivata da voi. Torniamo a parlare del problema rifiuti abbandonati a Bassano, causa di incivili che forse dimenticano che chi si comporta così incorre in sanzioni penali. Ebbene, ieri verso sera, ancora Isola Ecologica di Rondobrenta, fra i primi posti della hit parade rifiuti abbandonati. Eccolo questo scatolone lasciato a terra e pensare che vi è tanto di nome e cognome dell'azienda destinataria del pacco. Si tratta di un esercizio commerciale del centro, ci penserà chi di dovere a sanzionare il responsabile. Un'altra segnalazione dai connotati piuttosto strani. Si tratta di derrate alimentari scadenza 2021, come ci fa notare la telespettatrice che ci ha mandato la foto, abbandonati a terra in via Chini. E un'altra segnalazione ancora, per la nostra linea aperta di questa settimana, Chiesa San Francesco Centro Storico. Luisa ci scrive: voglio segnalare le condizioni inaccettabili della principale chiesa di Bassano. Continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Sì. Mandateci le vostre segnalazioni, assolutamente importante. Arriva una notizia qui da fuori, diciamo, dall'esterno della nostra redazione, ci arriva da Mirko Cavallin, il nostro collega che è in giro, penso sia proprio in ospedale, tra l'altro a raccogliere delle testimonianze sulla situazione Covid e ci manda appunto l'informazione legata al tema che c'è un focolaio, sembra che c'è un focolaio in un centro estivo di Bassano che è stato chiuso ieri e che ovviamente ora vede in corso tamponi e tracciamenti per capire
qual è la situazione. Poi quando rientrerà ci spiegherà meglio e naturalmente ne parleremo nel corso del nostro telegiornale proprio per avere insomma informazioni in più. E si è parlato molto di assembramenti, adesso andiamo a Jesolo, quindi andiamo nel veneziano, perché si è parlato di assembramenti, si è parlato della situazione in alcune discoteche, in particolare il Muretto, una delle discoteche più famose di Jesolo, con qualche fotografia che ha fatto preoccupare. Non si punta il dito contro nessuno, anzi probabilmente anche lì è stato rispettato quello che è la normativa attuale ovviamente, e facciamo un po' il punto della situazione con il nostro servizio che viene dalla redazione di Venezia, un servizio proprio sulla situazione più in generale delle discoteche a Jesolo. Si rammaricano per essere stati presi di mira, scrivono su Facebook i titolari della storica discoteca di Jesolo, il Muretto, finita nell'occhio del ciclone per un video circolato domenica sul web in cui migliaia di giovani erano ammassati a ballare in pista senza mascherine. Puntano il dito su situazioni molto più a rischio di quelle, su una cattiva gestione da parte dei rappresentanti delle istituzioni. Regole non uguali per tutti, sostengono Tito e Marco, che nell'attesa che si plachi la bufera hanno affidato il congedo momentaneo ai social, chiudendo il locale per mercoledì e sabato e annullando di conseguenza gli eventi in programma. Un post che suona come uno sbotto in cui ringraziano il sindaco Zoggia, l'unico ad aver messo in luce la situazione borderline in cui gli operatori di locali simili si trovano a dover operare, difficoltà condivisa dal sindacato gestori locali da ballo. In certi momenti poi l'assembramento nei locali diventa un po' difficile perché noi siamo consci che queste regole per quanto riguarda il Covid siano abbastanza difficili da attuare. Tolleranza zero arriva invece dal prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, che impugna la linea dura dopo aver convocato un tavolo operativo per poter accertare di quali presunte infrazioni alle norme anti-Covid siano stati responsabili i titolari del Muretto, a partire dalla quantità di giovani presenti, nonostante sostengano da giorni di essere rientrati nelle 2790 presenze autorizzate all'aperto. Situazione al vaglio che ha fatto anche arrabbiare gli altri gestori di locali da ballo. Gli associati sono arrabbiati nel senso che dicono che non deve essere colpevolizzata un'intera categoria, ma solamente eventualmente chi ha sbagliato. Dovranno essere accertate le responsabilità. La normativa parla di poter ballare solo ed esclusivamente all'esterno. Il ballo è permesso all'esterno a 1 metro di distanza con le mascherine. Questo è quello che dice la norma. Se qualcuno avesse tenuto degli atteggiamenti diversi da questo, è giusto che ne prenda e ne paghi le conseguenze. La preoccupazione dei gestori è che il comparto del divertimento iesolano si spopoli della gente e della notte in un periodo in cui già si parla di un 50% in meno di entrate rispetto allo scorso anno. Questa è la situazione dunque, discoteche che poi in realtà insomma, sono nella stessa situazione in tutto il Veneto. Torno sui rifiuti perché così vi volevo mostrare proprio l'esempio di una delle foto, una delle immagini che arrivano da voi. Questa è stata spedita da un telespettatore da Bassano, ecco, come vedete una strada, insomma un po' di incuria anche per quello che riguarda il verde, a dire il vero, e poi in primo piano dei contenitori abbandonati lì in polistirolo. Insomma è veramente una cosa che non si può vedere, cioè, è logico che ci sono 1000 modi per smaltire questi rifiuti, l'unico che non va bene è abbandonarli lì lungo la strada. Quindi vi invito ancora una volta, e vi do anche le nostre coordinate, vi invito a contattarci, insomma a mandarci segnalazioni, che vuol dire video o fotografie, o via messaggio al 340 32 18 379, oppure anche mandando una mail, magari allegando video o foto a redazione@reteveneta.it. Noi siamo qui pronti a ovviamente dare voce a voi e poi ad approfondire la situazione quando merita, insomma, di essere tenuta ancora più sotto controllo, per andare a vedere da vicino, ecco, cosa sta accadendo in alcune zone. E vi dico che da quando vi abbiamo chiesto di aiutarci a fare chiarezza, sono arrivate davvero tantissime segnalazioni. Direi che possiamo fermarci per un attimo. Guardavo se sono arrivate altre notizie, diciamo così, dell'ultima ora. Beh, questa è abbastanza
bella e positiva, e ve la do perché al Parco Natura Viva di Bussolengo, uno zoo molto conosciuto, sono appena venuti alla luce 3 tigrotti siberiani che hanno appena un mese di vita, ancora con le mamme ovviamente, monitorati dalle telecamere di sorveglianza, già ispezionati da 2 visite veterinarie. È una nascita preziosa per la conservazione della specie, di questa specie a rischio, inserita nel programma europeo delle specie minacciate. In Italia non nascevano i tigrotti siberiani dal 2004, in meno di 500 sopravvivono nelle foreste dell'Oriente russo, ce ne sono solo 500 esemplari in libertà. Una buona notizia comunque il fatto che ne siano nati 3 qui vicino a noi. Ci fermiamo per un attimo, poi parliamo di sport, avremo il nostro ospite in studio e continueremo a commentare l'attualità. (12:27) Focus TG, mercoledì 29 luglio, mi pare di avervi dato tutte le coordinate, manca l'ora finale. Staremo insieme ancora una mezz'ora e naturalmente di cosa ci occupiamo. Facciamo un bel salto nello sport adesso per fare un po' il punto della situazione, quindi cerchiamo di capire meglio cosa sta accadendo, particolarmente nel mondo del calcio, anche perché poi viene da dire che da quello che succede nel mondo del calcio poi spesso a cascata si decidono anche le sorti degli altri sport, nel bene e nel male, e questo è un momento molto delicato, certamente soprattutto per capire quello che accadrà a settembre. Ce lo facciamo dire da Alex Giuliano, che è collegato con noi in redazione. Ciao Alex, dalla redazione di Rete Veneta. Buongiorno a te. Cosa succederà? Cosa succederà? Se ci sono già delle novità sui format dei campionati, cosa si può dire? Intanto hai detto benissimo, perché quello che insomma riguarda il calcio poi si ripercuote a cascata grosso modo su tutti gli altri sport di contatto. Diciamo che in queste ore... Infatti, scusa se ti interrompo Alex, noi non è che vogliamo parlare per forza di calcio, immagino, non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è proprio che alla fine, parlando di calcio, di conseguenza poi subentra anche tutto quello che riguarda l'organizzazione delle altre discipline sportive, non perché il calcio sia diverso dagli altri sport, ma perché ovviamente essendo molto diffuso e in parte essendo professionistico ha una struttura che permette poi anche di copiare, che le altre federazioni possono copiare, magari evitando degli errori o copiando le cose positive. Scusa il pistolotto, ti ridò la parola. Hai fatto una precisazione giustissima e doverosa. Guarda, proprio in queste ore ci giungono notizie interessanti riguardo il futuro dei campionati dilettantistici regionali, sia dal punto di vista della normativa, dell'evoluzione dei protocolli di sicurezza, sia per quello che riguarda proprio i format dei campionati. Allora iniziamo subito con il dare una notizia. Il 31 luglio scade la validità dell'attuale protocollo FIGC in vigore per tutto quello che riguarda le misure di sicurezza da far rispettare e da attuare nella pratica sportiva. Stando così le cose, chiaramente non si può riprendere a fare calcio in maniera seria, canonica, normale, perché è vietato il contatto fisico. Allora, proprio ieri i presidenti dell'area nord, dei comitati dell'area nord della Lega Nazionale Dilettanti, hanno inviato una lettera al governo, alla FIGC, alla federazione, chiedendo un ammorbidimento del protocollo, un protocollo che risale al periodo in cui c'era il picco dell'emergenza sanitaria. Quindi i presidenti chiedono che si possa tornare a fare sport, anche perché sarebbe un controsenso, è attualmente un controsenso quello che vede la libertà di magari giocare a calcetto nelle strade e di praticare magari altri sport liberi e non sotto l'egida della federazione. Quindi cambierà il protocollo, come in che modo lo scopriremo nei prossimi giorni, però tutte le indicazioni ci suggeriscono un allentamento delle maglie, altrimenti non si può ricominciare a fare attività sportiva. Le squadre, Alex, hanno iniziato ad allenarsi? C'è chi si sta allenando più o meno regolarmente? Ci sono tante squadre che hanno iniziato ad allenarsi, chiaramente con ingressi contingentati, con piccoli gruppi, mantenendo il distanziamento, però ripeto, il calcio, come qualsiasi sport di contatto,
non può prevedere il distanziamento in campo, perché altrimenti non è sport, è qualcos'altro. Per quello che riguarda, mi facevi la domanda poco fa, novità sui format, anche qui ci sono degli aggiornamenti molto importanti, perché la federazione, o meglio il Comitato Regionale Veneto, ha iniziato una sorta di consultazioni online con le varie società del territorio, chiedendo cosa preferissero: gironi a 18 squadre, gironi a 14 o gironi a 12. Chiaramente cambia tanto per quello che riguarda poi la gestione del calendario. Ebbene, dalle prime consultazioni, è quasi un plebiscito, le nostre società vogliono gironi a 18 squadre. Questo vuol dire iniziare il 27 di settembre e praticamente non avere soste, non avere pause fino a maggio-giugno del 2021. Come mai secondo te, Alex, vogliono questa soluzione? Guarda, sicuramente qualcuno reputa il campionato a 18 squadre più performante, altri, ed è una buona fetta, magari presi un po' dalla frenesia di tornare a giocare, hanno allestito delle rose importanti, hanno fatto un calciomercato importante, hanno 30-32 giocatori in squadra, 28 giocatori in squadra, e sinceramente un campionato a 12 squadre con solo 22 partite da disputare durante l'anno diventa anche difficile poi gestire una rosa così ampia. In più c'è il discorso, e qui apriamo una parentesi importante, sugli introiti dei biglietti dello stadio, dei biglietti per andare a vedere le partite, degli incassi dei bar. Perché? Perché avendo solo 22 partite, vorrebbe dire 11 partite casalinghe, certo, le società andrebbero a guadagnare un pochino di meno. C'è da dire che la federazione e il Comitato Regionale Veneto spingono per riaprire gli stadi. Anche questa è una notizia importante, si va verso la richiesta di riavere il pubblico, magari contingentato, magari con il distanziamento, però riavere il pubblico fin da subito. Senti, l'aspetto economico mi pare insomma molto importante adesso, anche per l'incertezza che ci sarà. Come commenti, io l'ho vista così da appassionato di tutti gli sport, e mi ha molto colpito questa rinuncia del Campo d'Arsego, cioè società dell'Alta Padovana che insomma promossa nei professionisti, proprio di punto in bianco il presidente che telefona a allenatore, direttore sportivo, collaboratori e dice: ragazzi, non ce la facciamo, cioè tipo dalla sera alla mattina prende questa decisione. Così il mio commento semplicemente da esterno è che aveva veramente tanta voglia di farlo, ma che poi si è spaventato quando ha visto proprio le cifre, i conti, quello che avrebbe diciamo significato l'impegno economico, che leggevo sarebbe stato attorno ai 2 milioni di euro. Tu più da addetto ai lavori come sei rimasto sorpreso? Diciamo che, è inutile negarlo, la Lega Pro è, passatemi il termine, un bagno di sangue, un salasso per qualsiasi società. Bisogna rivedere tutto quello che è il discorso fiscale per quello che riguarda il primo campionato professionistico, insomma, dopo la Serie D. Il presidente Pagini, presidente del Campo d'Arsego, è un appassionato, è un tifoso, ma è anche un imprenditore serio e non ha voluto fare il passo più lungo della gamba. Magari all'inizio ha accettato proprio per l'entusiasmo, per la voglia di scrivere una pagina di storia probabilmente irripetibile per Campo d'Arsego, per una realtà come Campo d'Arsego, però conti fatti, facendo anche, voglio dire, una cernita di sponsor e quant'altro, si è capito che sarebbe stato veramente forse un danno più che un vantaggio per la società andare in Lega Pro. È chiaro che magari a livello comunicativo non è stata gestita benissimo la faccenda, perché è stato prima detto di sì e poi di no, però a livello imprenditoriale e sportivo sicuramente capiamo la presa di responsabilità del presidente Pagin, che sicuramente non è stata una decisione facile ma sofferta. E leggevo che qualcuno che diceva: ma speriamo che ci ripensi. Non credo che ci sia la possibilità di ripensarci, cioè, no, con tutto l'ottimismo di chi magari spera o si illude, se vogliamo, che ci sia un ripensamento. Credo che tecnicamente sia impossibile. Tecnicamente non è possibile, conoscendo personalmente poi il presidente lo reputo ancora più improbabile.
il direttore sportivo, adesso Andrea Maniero, farà le sue valutazioni, probabilmente non rimarrà a Campodarsego, destino in bilico anche per l'allenatore Andreucci. C'è chi ipotizza un Campodarsego in eccellenza addirittura. Io credo che in base anche alla normativa vigente ci siano le condizioni per disputare il prossimo campionato in Serie D. Certo, sui social e un po' insomma testando l'umore dei tifosi, tanti dicono: a cosa è servito allora allestire una squadra competitiva se poi per il secondo anno rinunci alla promozione? C'è da dire che il calcio è un'azienda un po' particolare dove i conti hanno il loro peso, ma c'è anche la discriminante della passione, dell'entusiasmo, quindi insomma l'irrazionalità ogni tanto nel calcio è accettata e accettabile. Giusto, hai ragione, l'entusiasmo a volte ti porta a fare delle cose anche che non hanno un fondamento di buon senso, invece evidentemente buon senso che è tornato nel presidente che ha deciso di fare così, ci mancherebbe altro. E prima di salutarci, la puntata di stasera, Sport in Casa, di cosa parlerai, che avrai ospite? Questa sera alle 20, sempre qui chiaramente su Rete Veneta, abbiamo un approfondimento sul settore giovanile del Bassano. Avremo ospite il nuovo responsabile del settore giovanile, che è Gian Antonio Tessarollo. A Bassano sta nascendo un progetto interessante, iniziato già l'anno scorso, quest'anno tanti cambiamenti, ma sono tante le società del comprensorio che hanno saggiamente deciso di investire e valorizzare sui giovani. Mi viene da dire l'Eurocalcio su tutti, ma la Marostichense, il Rosà, insomma sono tante le società che sono veramente impegnate in prima linea per far crescere i giovani. Questa sera focus sul Bassano, ma più avanti insomma analizzeremo e andremo a trovare tutte le società del comprensorio. Bene Alex, grazie delle anticipazioni. Allora con te l'appuntamento per stasera, sei in redazione, stai lavorando proprio alla puntata di oggi, ecco, mi raccomando, ci vediamo quindi alle 20 con te con Sport in Casa. Grazie, ciao, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro, buon lavoro. Prima di fermarci per un attimo, ricordo fino all'1 insieme, parliamo di scuola, perché ne stiamo parlando in questi giorni, c'è insomma tanta incertezza, c'è la speranza che si possa ripartire in maniera normale, ma non è semplice. Noi un po' stiamo cercando di andare a sentire dai protagonisti quali sono gli scenari, quali potrebbero essere le strade che, da seguire e gli scenari che si aprono, e allora andiamo, siamo in pieno fermento, ma andiamo a sentire il preside della Vittorelli un po' per capire quale potrebbe essere il futuro, quindi i preparativi che le strutture scolastiche del Bassanese in questo caso stanno cercando di portare avanti per il 14 settembre, la data della riapertura dei cancelli delle scuole. Vediamo. Pianeta Scuola ancora in fermento a meno di 2 mesi dalla prima campanella, misure anti-Covid, accoglienza di nuovi piccoli alunni dalla Mazzini alla Vittorelli. Un grande lavoro con il comitato genitori ma anche con la dirigente Kenneth, e siamo arrivati alla sistemazione di quella scuola con tutti e due gli istituti. Su 24 aule 7 andranno alla Mazzini e le rimanenti 17 andranno invece alla Vittorelli. Ricordo che la Mazzini ha 5 classi mentre la Vittorelli ne hanno 11, di conseguenza penso che abbiamo trovato anche una buona sistemazione. Abbiamo anche approntato un bagno per i disabili e a breve sarà anche costruito quel piano inclinato per accedere per i bimbi disabili alla palestra. Piano inclinato al quale sono stati riservati 35.000 euro per una presenza fisica degli studenti. Stiamo assolutamente tentando di evitare accuratamente la didattica a distanza, proprio perché l'età dei nostri ragazzi necessita della presenza e perché il periodo precedente è stato così devastante nella condizione della relazione sociale, che è uno degli elementi cardine su cui si deve incentrare la scuola. E l'ordinativo di 30 sedie, di quelle tanto discusse con le rotelle sotto suggerite dalla ministra Azzolina. Abbiamo ordinato semplicemente le sedie perché nel tempo vorremmo costituire delle classi innovative. Eccoci ancora in studio, staremo insieme fino alle 13, ve lo ricordo. Salutiamo il nostro ospite Giacomo Possamai del Partito Democratico che ci è venuto a trovare. Buongiorno a lei, adesso commentiamo un po' di notizie insieme a lei e partirò dal calcio, anzi meglio dallo sport. Abbiamo appena parlato di sport
e voglio sentire anche da lei cosa ne pensa, insomma, sul futuro dello sport, in particolare nella nostra regione. Tra un attimo, ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo con lei. Sotto il sole di luglio Eccoci ancora insieme, ultima parte di Focus TG, mercoledì 29 luglio. Abbiamo in studio con noi Giacomo Possamai del Partito Democratico di Vicenza. Buongiorno. Se riuscivo vorrei toccare 3 temi con lei. Uno è lo sport, poi vorrei parlare di scuola e vorrei parlare anche di rilancio un po' del commercio, perché abbiamo proprio anche questa mattina tra l'altro un'iniziativa a Marostica. Parliamo dello sport, insomma, prima con Alex Giuliano ci siamo collegati con la redazione, il futuro dello sport è molto a rischio e devo dire che insomma vale per tutti gli sport, perché abbiamo parlato di calcio ma vale un po' per tutti. Lei che idea si è fatto e che scenario c'è secondo lei e cosa bisognerebbe fare, ecco, per far ripartire lo sport in sicurezza? È un grande tema, nel senso che è un problema che tocca sicuramente le realtà professionistiche. Pensiamo a che tristezza fa il campionato di Serie A in questo momento senza pubblico, e anche io stesso sono un grande appassionato, devo dire mai come in queste settimane, in questi mesi, insomma, da cui è ricominciato il campionato, ho sentito poco le partite, perché un campionato così non è calcio vero. Il calcio e lo sport in generale passano inevitabilmente dalla passione dei tifosi, dalla presenza dei tifosi negli stadi. Questo per noi appassionati, ma per le squadre vuol dire ovviamente un problema enorme sugli introiti, sui biglietti, su tutto ciò che ruota intorno, e questo per il professionismo. Per il dilettantismo è evidente che la questione è ancora più di sopravvivenza, nel senso che la questione non è neanche tanto legata forse agli introiti per gli spettatori, ma quanto ai maggiori costi legati a tutte le attività di sanificazione, di gestione dell'attività sportiva in una situazione molto più complicata. Quindi penso semplicemente che ci sia un unico modo per aiutare le realtà sportive, penso in particolare appunto a quelle dilettantistiche, sia da un lato un sostegno anche economico, perché in questo momento non c'è alternativa, e proviamo a pensare cosa vorrebbe dire in tantissimi nostri piccoli paesi, piccole realtà, piccoli comuni, il fatto di far sparire anche le realtà sportive, che sono i principali motori di aggregazione. Sì, e dall'altro hanno anche un valore sociale. Hanno un valore sociale straordinario, pensiamo ai settori giovanili in primis, e dall'altro bisogna fare in modo che tutte le, diciamo così, attività più burocratiche, attività più legate alla gestione dell'emergenza del coronavirus siano snellite al massimo, perché non possiamo pensare che realtà che si basano sul volontariato passino le loro giornate a seguire procedimenti burocratico-amministrativi, perché vuol dire ammazzarle e destinarle alla chiusura. Quindi soldi e burocrazia da alleggerire. Senta, per quanto riguarda le scuole, allora vabbè, fissata la data del 14 settembre, insomma, pare che quella ormai sia ufficiale, però vengono dubbi sempre più forti su come si riaprirà, perché al di là dell'aspetto logistico, i banchi, le aule eccetera, adesso insomma, sentivo questa mattina che addirittura si parla di didattica a distanza in parte, quindi non è nemmeno così scontato che si possa ripartire in classe. Tante polemiche però sui banchi, sulle classi, sulle aule eccetera, troppe forse anche, insomma, forse dal Ministero dovrebbe arrivare una linea chiara, decisa, anche per stroncare, diciamo, queste polemiche che fanno perdere un sacco di tempo. Sì, il problema della scuola è probabilmente in assoluto il più complicato tra quelli che ci si sta trovando ad affrontare in questi mesi, in queste settimane, perché da qualsiasi parte la si prenda è molto complesso. Pensiamo al trasporto pubblico, è impossibile trasportare i nostri studenti sugli stessi autobus di prima mantenendo una distanza di sicurezza, quindi o si decide che sugli autobus si può montare tutti con la mascherina senza osservare le distanze, oppure bisognerà individuare dei turni. Abbiamo visto insomma che le soluzioni sono veramente complicate. E invece più sull'aspetto scolastico, proprio nei giorni scorsi, per questioni di lavoro in realtà, parlavo con un'amministrazione locale del territorio che chiedeva se l'azienda dove lavoro può dare disponibilità di uno spazio all'interno di questo comune
perché vorrebbero spostare l'archivio che è all'interno della scuola e liberare in questo modo delle aule all'interno della scuola elementare. Perché? Perché il problema oggi è distribuire i ragazzi in spazi maggiori. Ecco, questo deve essere ovviamente il primo punto, e sul resto abbiamo bisogno di direttive chiare, semplici, perché non è pensabile abbandonare gli amministratori locali, i sindaci, gli assessori di fronte a una situazione non chiara e di fronte a una situazione in cui devono parlare con le famiglie, devono trovare delle soluzioni, ma non è possibile che siano i singoli comuni a inventarsi ciascuno la soluzione per risolvere un problema più grande di loro. Però lei ha parlato di inventarsi, cioè ha usato un termine che secondo me, cioè, visto da un certo punto di vista, non è nemmeno negativo, perché quello che ha appena citato come esempio, cioè inventarsi di chiedere a lei uno spazio per liberare aule nella scuola, cioè è vero che sembra quasi come dire, siccome nessuno ci aiuta ci dobbiamo inventare qualcosa, però inventarsi a volte può essere anche positivo se ovviamente insomma è codificato. Sì, poi la capacità dei veneti di trovare delle infatti. soluzioni è straordinaria, e vale anche per i nostri amministratori evidentemente che appunto essendo figli di questo territorio sono anche in grado di inventarsi soluzioni, però ecco, in un paese normale, in un paese che deve funzionare non ci si può aggrappare la fantasia, la capacità di risolvere i problemi solo degli amministratori locali. Servirebbero indicazioni molto chiare, anche perché stiamo vedendo con i focolai di queste settimane che il tema del virus purtroppo è tutto tranne che superato, per cui questa situazione è destinata a accompagnarci ancora, temo, per parecchio tempo. Sui banchi, vabbè, mi dica la sua, cosa ne pensa, i banchi con Guardi, le ruote? un paese che si divide e discute per giorni e settimane sui banchi è un paese che avrebbe tante altre cose di cui occuparsi prima che dei banchi. Io spero, credo, mi immagino che chi ha deciso di acquistare quei banchi, penso al Ministero, abbia fatto tutte le analisi del caso, che questa scelta arrivi dall'indicazione di chi se ne intende più di me, più di lei, più di noi, che non abbiamo una competenza ovviamente né medica da un lato e neanche, non saprei come dire, ma da geometra, ecco, dall'altro, sulle distanze, su come costruire questi banchi e come tenerli distanti in uno spazio scolastico. Insomma, dobbiamo trovare una soluzione, questo è il punto. Se questa è, bisogna andare avanti, bisogna preservarla e bisogna andare avanti convinti, perché rimettere ogni volta in discussione, rischiamo di arrivare il 14 settembre ancora lì che discutiamo con che banchi andare in classe. Invece il problema deve essere come riprendiamo l'anno scolastico e come i nostri ragazzi tornano alla normalità. Sì, è proprio buon senso questo, cioè si è decisa una strada, bene, avanti, fine, non cominciamo a rimettere in discussione ogni volta, certo. Senta, ultimo tema, a Marostica, poi ci racconterà Monica Smidale stasera nel telegiornale, un'iniziativa per cercare di rilanciare un po' il commercio che soffre ovunque, quindi niente di... Poi ci faremo raccontare, ma credo nulla di sconvolgente, una sorta di notte bianca, insomma una sinergia magari tra varie forze della città di Marostica per insomma, dare un po' di ossigeno al commercio. Come la vede? La situazione è molto difficile per i nostri commercianti. Guardi, la situazione del commercio è drammatica, io lavoro nel settore del commercio per cui la vedo da vicino. È drammatica perché già prima viveva una sofferenza importante, pensiamo ai centri storici dei nostri paesi, al progressivo svuotamento che hanno vissuto, questo da un lato, dall'altro pensiamo al fatto che con il coronavirus si è ridotto il volume d'affari per tantissime realtà, adesso dalla ristorazione, cioè una pizzeria che faceva 100, oggi probabilmente fa 50 se gli va bene, e quindi pensiamo se può pensare di mantenere lo stesso numero di dipendenti, ma pensiamo all'abbigliamento, pensiamo a tantissimi settori che sono andati in difficoltà, per cui tutto ciò che possiamo fare, che le amministrazioni locali possono fare per vivacizzare il commercio, per ritornare a far vivere i centri storici, anche per riportare la gente in piazza, ecco, con la distanza, con l'attenzione, con le mascherine, con tutto quello che serve, ma non credo che la soluzione sia rinchiudersi in casa fino al giorno in cui non sarà sconfitto il virus, anche perché rischiamo di dover restare in casa magari per un altro anno, e penso che questo non faccia bene al nostro mondo, non faccia bene alla società, non faccia bene a ciascuno di noi, ecco, perché l'uomo è vita di relazione, è vita sociale,
e quindi anche frequentare i nostri negozi di vicinato è parte di questa vita sociale. Sì. Senta, in chiusura, poi ci salutiamo, un flash, ce la faremo? Penso di sì, ce la faremo, ce la dobbiamo fare, assolutamente. Dopodiché non ce la facciamo se, mettiamola così, non mettiamo in campo una strategia delle idee chiare. Oggi serve questo. Faccio l'esempio dei famosi soldi dell'Europa, stanno arrivando soldi importanti perché così tanti miliardi non li abbiamo visti mai, ma i soldi da soli non bastano. Se la soluzione sarà distribuire a pioggia questi 80 miliardi a fondo perduto più i 120 di prestiti, rischiamo che alla fine sia una pioggerellina ma che non consente di avere un raccolto importante dal campo che viene bagnato dalla pioggia. Serve un lavoro appunto con delle idee chiare, dove mettere questi soldi. Sicuramente vivacizzare e restituire dignità al mondo del commercio è un pezzo, ma penso al fatto di dover finanziare la conversione industriale di questo territorio sempre di più verso il green e verso le energie pulite, penso all'aiuto e ai sussidi per chi non ce la fa più, però dobbiamo avere delle linee chiare di indirizzo. Penso al turismo che, visto che siamo la prima regione d'Italia per presenze turistiche, penso che lì devono essere indirizzate tantissime risorse. Insomma, ci vogliono idee chiare, perché con i soldi si possono fare tante cose, ma se vengono buttati fuori dalla finestra, ancora una volta il nostro paese non sarà in grado di ripartire come può e come deve fare. Scelte da fare, insomma, scelte coraggiose, scelte forti, ma scelte da fare. Grazie infinite a Giacomo Cassamai, che ha commentato con noi un po' l'attualità. Io vi ringrazio per averci seguito finora, l'appuntamento è con tutti i nostri programmi del pomeriggio e poi arriveremo alle 18:50 con le nostre edizioni invece dei telegiornali a partire dal TG Bassano. Buon pomeriggio con Rete Veneta.